Buone notizie per il comune di Cattolica Eraclea in arrivo da parte della regione siciliana. Infatti nel piccolo comune dell'Agrigentino può finalmente partire l'opera di messa in sicurezza della zona costiera. La struttura contro il dissesto idrogeologico, al cui vertice vi è il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, mette a segno un altro importante risultato in un'area di grande valore turistico e ambientale. Gli uffici, diretti da Maurizio Croce, hanno infatti completato le procedure di aggiudicazione dei lavori di consolidamento del costone e di sistemazione dell'area litoranea all'Associazione Temporanea d'Impresa coordinata dalla Comin SRL di Mussomeli, in virtù di un ribasso fatto del 32,4% per un importo di circa 630.000 euro. Si tratta di un intervento molto atteso perché si pone a tutela della zona archeologica e della frazione marinara di Eraclea Minoa, dopo i gravi episodi che si registrarono nel 2009 con notevoli crolli, movimenti franosi sulla parete in marca che sovrasta la spiaggia e diverse abitazioni. Il tratto in questione è quello tra Capobianco e il centro abitato, esattamente dal versante ovest in cui predominano le caratteristiche e suggestive rocce di colore bianco, sino a quello orientale che comprende la pineta e una serie di edifici. Il fenomeno che si intende contrastare è lo sfaldamento delle parti sommitali del costone marnaceo, causato dall'azione degli agenti atmosferici. Da un punto di vista tecnico si procederà con un'attività di disgaggio e di pulizia della falesia tramite l'esportazione delle parti stabili. In un secondo momento verrà collocata una rete in aderenza metallica per trattenere le parti di materiale distaccatesi dall'ammasso marnaceo. Sarà infine realizzato un sistema di captazione delle acque superficiali e sistemata una barriera paramassi. Soddisfatto il sindaco di Cattolica Eraclea, dottor Santino Borsellino. La regione sta attenzionando alla grande Eraclea Minoa, già c'è questo finanziamento per il congelamento del costone roccioso. È una cosa che ci onora a tutti noi perché è una zona bellissima, Capobianco, anche perché Eraclea Minoa abbiamo dalla cultura al mare, ora poi abbiamo pure il finanziamento che abbiamo tutti i pareri della via Vasse che a breve c'è, iniziando pure i lavori. E stiamo lavorando per dare un cambiamento, un porto nuovo a Eraclea Minoa che sarà il fior d'occhiello sia a livello provinciale che a livello regionale. Sindaco, un breve consuntivo di questa estate, com'è andata lì a Eraclea Minoa? Estate, i spettacoli nelle piazze non abbiamo fatto neanche una, ma per quanto riguarda i teatri di pietra, che ci sono tutto il distaccamento sociale e cose, tutte le sere, ogni serata che c'è stato uno spettacolo, c'è stato sempre. Mi riferivo al turismo balneare anche. Il turismo balneare abbiamo avuto un maggiore afflusso perché la natura oggi ci ha aiutato, quest'anno c'era un po' di sabbia, c'è stato tutti i giorni un affollamento, abbiamo recuperato i rapporti con le zone montane che sono venuti qua a Eraclea Minoa e sperando che riusciamo a chiudere questa bella stagione.